Benvenuti a Non sono solo strade, il podcast che racconta la storia delle persone i cui nomi sono incisi sulle targhe agli incroci delle strade. La puntata di oggi è dedicata ad una via alle spalle della famosa chiesa di Santa Maria delle Grazie. Eccomi in via Caradosso. Cristoforo di Giovanni Matteo Foppa, conosciuto ai più come Caradosso, era un orafo e medaglista, nato a Mondonico, tra Lecco e Como, verso l'anno 1452 e morto poco prima dell'aprile 1527. Era figlio dell'orafo Gian Maffeo Foppa di Milano e di Fiora de Carminali Brambilla di Pavia. Lo pseudonimo Caradosso è citato anche da Benvenuto Cellini, che raccontò che fosse un soprannome. Nel suo testamento, Cristoforo si definisce Caradosso de Foppa, gioielliere ed orafo. La mancanza di documenti che attestino continuativamente l'attività di Caradosso, insieme alla tradizione e alle fonti contemporanee che lo citano sia come orafo ed esperto di gemme e pietre preziose, sia come medaglista di fama e scultore, ha creato confusione tra gli storici. Alcuni hanno ritenuto che Caradosso fosse specializzato in tutti questi campi, mentre altri hanno ipotizzato l'esistenza di due diverse persone omonime. Il trasferimento da Milano a Roma e i cambiamenti stilistici nella sua produzione hanno contribuito a rendere difficile delineare chiaramente la figura di Caradosso. Tuttavia, la sua fama e l'elogio entusiastico dei contemporanei ne fanno una figura di spicco nell'oreficeria italiana del primo Cinquecento. Alcuni lo considerano maestro di Benvenuto Cellini e di molti altri successivi orafi. A Milano, dove la sua famiglia vantava una tradizione nell'oreficeria, Caradosso iniziò la carriera al servizio di Ludovico il Moro come gioielliere di corte, occupandosi anche dell'acquisto di pietre preziose per conto del duca. Nel 1492 Caradosso era a Venezia per acquistare diamanti per il duca di Milano e negli anni successivi viaggiò a Ferrara, Firenze, Viterbo, Roma e forse Parma, tornando a Milano nel 1495. Nel 1504 fu in contatto con Isabella d'Este, per la quale realizzò un fermaglio da cappello raffigurante Laoconte e un vaso di cristallo legato in argento dorato con smalti. Dalla fine del 1505 Caradosso si stabilì a Roma, dove lavorò come orafo, medaglista e antiquario al servizio dei papi. Durante questo periodo effettuò molte consulenze per i Gonzaga. Il marchese Federico gli commissionò una medaglia raffigurante Davide che uccide Golia. Tra le altre cose fu tra i fondatori dell'Università di Sant'Eligio degli Orefici, la corporazione degli orafi romani. Le fonti contemporanee lodano la grande abilità di Caradosso come gioielliere e orafo. Benvenuto Cellini, nella vita e nel trattato dell'oreficeria, celebra Caradosso come un grande orafo, elogiando i suoi fermagli da cappello e descrivendo il suo straordinario metodo di lavoro.